Allora, buongiorno a tutti, saluto le autorità politiche, civili, militari, la Polizia di Stato, i Carabinieri, Giancarlo Cambisi e chi più ne ha più ne metta. Oggi siamo tra amici, siamo tra persone che hanno a cura il nostro benessere anche a livello familiare. Infatti abbiamo invitato i nonni, abbiamo qua una ottima rappresentanza dei nonni nella nostra scuola. 5 novembre è il taglio di un nastro che segna l'avvio di un percorso virtuoso che vede da un lato il comune e dall'altro le scuole della città di Agrigento, perché come ho sempre detto, se vuoi fare un evento e vuoi che abbia un'ottima ricaduta sul territorio, bisogna coinvolgere i ragazzi, bisogna coinvolgere voi, che non siete semplicemente, come si è soliti dire, il futuro di questa città, il futuro della nostra società, siete il presente e dovete essere quanto più presenti anche all'interno delle vostre case. La campagna Io non ci casco è una campagna che mira a creare un ponte generazionale tra voi ragazzi e i vostri nonni. Una campagna generazionale che è mirata a creare uno scudo, una difesa a favore dei nostri nonni, che sono persone che per noi sono sempre presenti, persone che hanno dedicato la loro vita a crescere i genitori e devo dire per molti di noi sono stati un'ancora e un porto sicuro dove andarsi a rifugiare nella quotidianità. Adesso sono i nonni ad avere bisogno di noi. Voi siete ciò che tecnicamente si dice, siete definiti come nativi digitali, siete nati all'interno della tecnologia e dalla tecnologia dovete imparare a difendervi e a difendere le persone che con la tecnologia hanno un rapporto un po' più complicato. E qui interviene il progetto Io non ci casco. E se si è voluto fare questo evento e realizzarlo all'interno delle scuole c'è un perché la scuola è permeabile alle problematiche, le sente subito proprie. E devo dire, e da questo punto di vista ringrazio il dirigente scolastico di cui porto i saluti, che è assente in quanto impegnato a Lampedusa. Ringrazio il corpo docente che, devo essere onesto, non si tira mai indietro. Quando si propone un progetto il corpo docente è sempre pronto a dire io ci sono presente. E in questo caso il corpo docente ha detto io non ci caschiamo neanche noi. E quindi un saluto e vi chiedo di fare, anche se piccolo, un applauso ai vostri docenti che sono sempre pronti e disponibili a queste iniziative. Io non mi voglio allungare più di tanto, però voglio dire che sono felice dell'iniziativa, perché è un'iniziativa che è diciamo, a passo con quelli che sono i tempi che stiamo vivendo in questo momento. Quando si parla con un anziano, si parla con una persona che è forte ma fragile allo stesso tempo, perché i pericoli che ci sono al di fuori, i pericoli che provengono attraverso le apparecchiature digitali sono pericoli che anche a noi, che siamo un po' meno giovani, siamo indifesi nei confronti di queste problematiche. Quindi benvengano iniziative di questo tipo, benvengano magari anche quando il progetto Non ci casco, assessore, sarà completato, se vogliamo fare, come si dice, un ripasso anche dopo la scadenza naturale del progetto, dico perché no, anche per magari fare un feedback, avere un feedback da parte dei nostri ragazzi, dei nostri nonni, per capire se realmente il progetto ha centrato il bersaglio. Io ne sono sicuro. Cedo immediatamente la parola all'amico e assessore ai servizi sociali Marco Vullo, a cui vi chiedo di fare un applauso calorosissimo. Vediamo di non gastarci, giusto Marco? Grazie Gioacchino e grazie a tutti per esserci. Grazie ragazzi. Ho detto grazie Gioacchino. Gioacchino è una persona speciale e voi dovete essere fieri di averlo qui in questa scuola, perché il progetto Io non ci casco parte anche dalla collaborazione, dalla solidarietà, dall'immediato accoglimento da parte di Gioacchino nel venirci incontro. Quindi io lo ringrazio perché la sua collaborazione per me è preziosa, per noi è preziosa, e oggi partire da questa scuola, in questa scuola, ha un significato particolare per noi, per Gioacchino, ma soprattutto per voi. Ringrazio le forze dell'ordine presente, la dottoressa Urso, che è la psicologa responsabile del progetto del Comune di Agrigento, il dottore Cambisi che è qui con noi, che si occupa dell'API città di Agrigento. Ora entriamo nel vivo di questa cosa e quindi i ragazzi saranno protagonisti, e alla cabina di regia l'amico Giuseppe Altieri che ci collabora e la stampa presente. Perché Io non ci casco è importante, ragazzi?
È importante perché quest'anno siete voi i protagonisti. Voi riuscirete attraverso la vostra grandissima capacità di accalattare immediatamente quale potrebbe essere un problema per i nonnini, che sono le truffe, un fenomeno brutto, presente, non solo qui ad Agrigento, attenzione, è presente ovunque. Però voi sarete i protagonisti centrali dell'opportunità di andare a dire ai nonni: guarda che puoi cascarci e non ci devi cascare. E allora quest'anno abbiamo pensato ad un progetto che abbia una finalità ben precisa. Il nipote deve raccontare ai nonni attraverso gli strumenti digitali che, attenzione, il telefonino in un certo senso a scuola non deve essere usato. Partiamo da questo presupposto. E il telefonino in un certo senso, anche per tutto quello che noi sappiamo, è un problema, però lo dobbiamo sapere anche usare. Se sappiamo usarlo e a casa cerchiamo di scaricare l'app Città di Agrigento intanto, dove all'interno dell'app andiamo a trovare tutte le notizie utili che magari i nonni non riescono ad acchiappare. Attenzione, ci sono nonnini che sono ancora più bravi di me nell'utilizzare gli strumenti digitali, quindi, però voi dovete essere il traino principale di questa iniziativa. Dovete registrare i vocali che già sono arrivati per raccontare come non si deve cascare in queste truffe. Dovete essere, insomma, come dire, i nostri vigilanti, i nostri non solo protagonisti, ma attenzione, dovete impegnarvi, perché poi alla fine cercheremo di trovare come creare delle premialità, creare dei momenti di convivialità, cercare di portare un risultato che è un risultato informativo, cercare di evitare che questo odioso fenomeno, perché è odioso questo fenomeno? È odioso perché quando qualcuno pensa di attaccare una persona debole, perché di questo si tratta, perché è la persona anziana quella che è maggiormente coinvolta dal fenomeno delle truffe? Perché questi, non so come definirli, sono in una scuola e non vorrei dire parolacce, questi malfattori vanno a cercare di aggredire la sensibilità, la difficoltà della persona anziana, che ci casca proprio per la sua bontà d'animo magari, o per, come dire, in maniera innocua, quasi credulona, cascano in una truffa. E allora noi dobbiamo essere bravi a cercare di dire ai nostri nonni: attenzione, non ci casco e non ci caschiamo tutti. Cercherò di essere breve, anzi forse l'ho fatta pure lunga. In qualità di assessore alle politiche sociali credo fortemente in questo progetto. L'anno scorso avevamo fatto già la prima esperienza, quest'anno stiamo dando un taglio importante che è quello dei nipoti digitali. Dicevo poco fa al capitano Santino, Sua Eccellenza il Prefetto nella giornata di presentazione del progetto ha manifestato una contentezza proprio nel raccontare la bellezza del progetto così per come l'abbiamo pensato, ed è una cosa importante perché vuol dire che le massime autorità cittadine condividono in pieno questo nostro progetto, ma noi dobbiamo essere bravi ad aiutare le forze dell'ordine, perché comunque sono loro che in un certo senso cercano di tutelarci e di tutelare soprattutto i nonnini. Il problema non è solo i nonnini, siamo anche noi a volte, quindi non è un problema solo legato ai nonni, ma anche ai giovani che caschiamo in queste truffe. Comunque, prima di salutarvi, poi daremo la parola ai nostri ospiti che racconteranno e ci rappresenteranno al meglio come evitare le truffe. Io adesso vi voglio fare vedere un video che abbiamo preparato per voi, dove racconta un po' quello che dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare e in che modo voi ragazzi, quindi il video è per voi, potete aiutarci a venire incontro ai nonnini per evitare queste truffe. Io vi ringrazio, è l'inizio di un percorso, Gioacchino, ritorneremo di nuovo, perché no? Il progetto non può finire solo perché c'è una scadenza, questo è un progetto che può continuare e quindi ringrazio tutti per l'attenzione che mostrerete, ma vi auguro buon lavoro perché dobbiamo iniziare ora a fare veramente
la nostra parte. Grazie a tutti. Venga l'audio. Il bello della diretta, direttissimo. Sapete, siamo tutti insieme per parlare di industria agli anziani. Purtroppo può succedere che Lo facciamo ripartire. Buongiorno ragazzi, come va? Come sapete, siamo tutti insieme per parlare di industria agli anziani. Purtroppo può succedere che qualcuno cerchi di imbrogliarli, chi li contatta online, chi chiama al telefono o addirittura chi suona alla porta fingendo di essere qualcuno che non è. Che ne dite? Aiutiamo i nonni a riconoscere chi prova a imbrogliarli? Ogni piccolo consiglio che darete ai nonni sarà importante. Oggi siamo qui per invitarvi a partecipare al contest Nipoti Digitali Io Non Ci Casco. Serve il vostro aiuto per rafforzare la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, promossa dal Comune. Partecipare al contest Nipoti Digitali è facilissimo. Potete scegliere una delle due modalità pensate per voi, oppure provarle entrambe. Uno dei modi per partecipare è la voce che protegge. Scrivi un messaggio dedicato ai nonni, ma utile a tutti gli anziani. Racconta un episodio vero o inventato, dai consigli pratici, oppure crea una piccola storia per aiutarli a riconoscere i truffatori. Registra il tuo messaggio in un luogo silenzioso, parla chiaro e con un tono amichevole. Se vuoi aggiungi musica o effetti sonori, ma ricorda non registrare messaggi troppo lunghi. Se invece preferisci esprimerti con i colori, l'altro modo per partecipare al contest è un disegno contro le truffe ai nonni. Con i tuoi compagni di classe date spazio alla creatività. Potrete realizzare un disegno dedicato ai nonni per raccomandare loro di stare attenti. Magari potreste disegnare un nonno furbo che riconosce un truffatore e lo fa scappare, oppure una nonna che non apre la porta di casa se prima chi c'è dall'altra parte non pronuncia la parola segreta. Tutti insieme fate un disegno piccolo o grande, il formato lo decidete voi, ma l'importante è far arrivare agli anziani un invito alla prudenza. Usate colori vivaci e tanta fantasia. Il vostro lavoro potrà diventare un manifesto di prevenzione. Quando i lavori saranno pronti per la condivisione, carica i file nella sezione dell'app del Comune dedicata al contest. Completa con i dati richiesti e invia. Ricorda, anche il disegno dovrà essere trasmesso in formato digitale. La versione su carta consegnala all'insegnante. I lavori più creativi saranno premiati. Per tutti ci saranno gadget, menzioni speciali e anche la possibilità di diventare ambasciatori nipoti digitali della scuola. Allora ragazzi, adesso che sapete tutto, tocca a voi. Siete pronti a diventare i nipoti digitali dei nonni di Agrigento? Benissimo, questo era il video che racconta un po' il lavoro che si dovrà fare ed era proprio destinato a voi. Adesso passo la parola alla dottoressa Urso, coordinatore e responsabile del progetto Io Non Ci Casco, che vi racconterà dal punto di vista professionale un po' come stanno le cose. Prego Teresa. Grazie Assessore grazie soprattutto a voi per la vostra attenzione e la presenza a questo incontro di oggi. La vostra presenza io la sento molto attiva perché da ieri ti arrivano continuamente messaggi audio di registrazione dei vostri messaggi, dei vostri consigli ai propri nonni. Innanzitutto un ringraziamento a Gioacchino, perché ci sentiamo più a casa, in famiglia, stiamo portando avanti diverse attività in questo istituto che sicuramente rappresenta un posto, un luogo dove la propria comunità si può esprimere. Allora, da ieri che ricevo questi messaggi vi devo ringraziare perché così si capisce come e viene fuori come veramente il ruolo dei ragazzi può aiutare il nostro, il messaggio che si vuole lanciare nella comunità. Chi di voi qua oggi presente ha inviato i messaggi che sono arrivati ieri?
diciamo che è la maggior parte, giusto? Quindi già un bel gruppo. Forse questa è una classe e l'altra classe, no, voi siete altre. Che classi siete? Così per capire. Terza e seconda forse? E seconda. Ragazzi, io volevo chiedervi una cosa, così magari per non annoiarvi. Che ne pensate di questo ruolo, di questa, diciamo, in qualche senso, tra virgolette, responsabilità che vi stiamo affibbiando, tra virgolette, in questa situazione? Pensate che ci potete aiutare i vostri nonni a lanciare questo messaggio che sicuramente può essere quello che può prevenire, può aiutare il vostro nonno ad evitare di aprire la porta a un estraneo, a rispondere a dei messaggi che non si conoscono? Chi di voi sente effettivamente questo compito come proprio? Penso tutti, no? Siamo qui per questo. Quindi oggi qua siamo qui non solo perché dovete ascoltare le nostre noiose parole, magari possono essere noiose, ma poi che poi non sono noiose, perché in effetti in qualche modo voi già avete il ruolo di aiutare i vostri nonni a capire qual è il pericolo a cui vanno incontro quando rispondono a dei messaggi che non conoscono. Diciamo che i nonni adesso rappresentano anche la parte social della comunità, perché anche loro hanno in utilizzo un cellulare dove si collegano su Google, su Facebook, mia mamma per esempio ha 88 anni, si collega con WhatsApp, pubblica le storie, risponde ai messaggi, alle telefonate come se niente fosse. Magari perché? Voi vi siete chiesti il perché? Il perché sicuramente perché molto spesso i nostri anziani vivono la solitudine. Quindi questa solitudine li porta a interrelazionarsi un po' con tutti, con il primo che capita, quindi a rispondere alla suonata del campanello, del citofono, alla persona sconosciuta, a rispondere ai messaggi di persone che magari di numeri che non sono registrati, però chissà che cosa vuole. In effetti adesso le forze dell'ordine ci spiegheranno un po' la tipologia dei messaggi ingannevoli che arrivano nei nostri cellulari, che comunque penso che all'80% sono arrivati un po' a tutti. E questo è il nostro ruolo d'ora in avanti sarà proprio questo, quello di attenzionare i nostri nonni ai messaggi di truffatori, ai messaggi che possono creare pericolo alla nostra quotidianità. Io adesso volevo chiamare la ragazza Giusy, una vostra compagna di scuola, che sarà la promotrice, diciamo, di questo, diciamo, dei messaggi all'interno di questo istituto. Rappresenta un po' tutti voi in questo momento, perché comunque non abbiamo magari possibilità di parlare un po' tutti, però lei rappresenta voi, il vostro ruolo, che è quello importante e fondamentale. Il progetto perché possa riuscire è perché ognuno di noi possa impegnarsi per la propria parte. Lei rappresenta oggi il vostro impegno, l'impegno di tutti i ragazzi di questo istituto, insieme alla nonna che rappresenterà le nonne di tutti i nipoti. Adesso passo la parola a Giusy e ti ringrazio tantissimo. Sono Giusy Bonsignore della classe terza C. Ciao a tutti, oggi presentiamo il progetto Io non ci casco, un percorso che ci trasforma in veri e propri nipoti digitali. Ragazzi che imparano a riconoscere i pericoli della rete per poi aiutare nonni, genitori e amici a difendersi dalle truffe online. Viviamo in un mondo connesso, dove basta un clic per aprire mille porte, ma non tutte portano a qualcosa di buono. Dietro una foto, un link o un messaggio può nascondersi chi vuole rubare dati, soldi o fiducia. Con questo progetto vogliamo dire basta alla paura e all'ingenuità. Vogliamo imparare a capire come ci ingannano, a verificare prima di credere, a proteggere le persone che amiamo. Essere nipoti digitali significa proprio questo, usare ciò che sappiamo per fare del bene, per unire le generazioni e costruire insieme una comunità più consapevole e sicura. Perché dietro ogni schermo ci siamo noi e noi diciamo con forza, io non ci casco. Grazie a te, sei stata bravissima e questo è proprio già il primo risultato del nostro progetto, cioè siete voi i protagonisti. Questa bella lettura di quello che tu oggi ci hai portato qui già ci riempie di gioia
perché vuol dire che stiamo iniziando a centrare l'obiettivo. Obiettivo che riusciamo a centrare grazie anche al supporto di chi insieme a noi lavora per far sì che gli strumenti digitali del Comune di Agrigento possano essere funzionanti e nello stesso tempo, diciamo, belli anche da utilizzare. Chiamo accanto a me Giancarlo Campisi, che è il nostro collaboratore responsabile della app Città di Agrigento, che ci darà tutta una serie di consigli per come fare ad utilizzare i nostri strumenti. Grazie. È stato bellissimo prima perché quando si è alzata Teresa Urso stava inciampando nel mio 46 di piede, no? E quindi come inizio di io non ci casco sarebbe stato bellissimo se fosse arrivata qui l'Ulla vicino alla nostra nonna, che ringraziamo oggi per essere questa giovanissima nonna. Bastava guardare gli occhi di Giusy, e adesso la mano che si stringono uno con l'altra, per capire come Giusy veramente vuole proteggere la nonna. Nativi digitali, nipoti digitali. Ve lo sentite dire come insulto sto fatto di essere nativi digitali, no? Sapete, oggi voi avete un compito davvero complesso, perché io giro le scuole in tutta Italia perché lavoriamo in tantissimi comuni d'Italia. Prima del Covid giravo nelle scuole per dire ai ragazzi: posate quel coso era questo. Posate quel coso, ve lo sentite dire quando arrivate a casa, la prima cosa che vi dicono prima di mettervi a tavola: posate quel coso, posa quel coso. Poi è arrivato il Covid, voi eravate più piccolini qualche anno fa, siete stati costretti a stare davanti agli schermi, a un certo punto vi siete stancati di questi schermi. Questo coso lo usate ancora, tanto, a volte troppo. Come diceva l'assessore, è uno strumento, no? Questo è un coltello. Il coltello è utile, no? Provate voi a mangiare una fetta di carne senza coltello, a tagliare il pane senza coltello. Il coltello è utile, dipende se lo prendete dalla parte della lama o dalla parte del manico. Impariamo a prendere questo strumento dalla parte del manico. Voi siete bravi, molti di voi sono bravissimi ad utilizzare questo strumento qui. È successo un casino. I vostri genitori, i grandi, i vostri nonni non lo sanno più usare bene. È vero che ce l'hanno sempre a mano. I vostri genitori sul letto, in bagno, sul divano, mentre guidano, capitano. Diciamo prima di partire e dopo che parcheggiano, non è così. Sì, può essere usato contro di me, tra l'altro la registrazione qua, oggi sono sul giudice. Allora voi adesso, anche in questo senso, avete il compito a un certo punto di andare dai vostri genitori e dire: posa quel coso. Posiamolo tutte e due e usciamo, ci facciamo una bella passeggiata, ce ne andiamo in giro, perché altrimenti i vostri genitori poi rischiano di non parlare più con voi e questo è un grosso problema, perché loro devono parlare con voi. Quindi alle persone più grandi dovete dire posa quel coso, ai vostri nonni li dovete difendere con nipoti digitali. Abbiamo pensato sin dall'inizio di ingaggiarvi. L'anno scorso abbiamo parlato direttamente agli anziani in tanti incontri che sono stati fatti. Quest'anno abbiamo cercato di fare una carambola. Sapete cos'è la carambola? Non conoscete la parola carambola? Cercatela, chiedete a ChatGPT. Che cos'è la carambola? La carambola è, per esempio, se io devo colpire un obiettivo che si trova lì, tiro una palla, per esempio, qui, e poi da qui arriva lì. Carambola. Cercali. Leggi? Che ti ha detto? A voce alta però. Cos'è la carambola? Voce alta. Scusa, vieni qua di corsa. Vieni, dai, che non abbiamo tempo perché dobbiamo sentire il capitano, Vieni. Come ti chiami? Oppure?
La carambola è una specialità di biliardo che comprende diverse modalità di gioco, è sconosciuta in tutto il mondo, principalmente col nome anglosassone, Carom Billiard. Allora, qui parlavamo... aspetta, adesso ti sfrutto io. La carambola, che praticamente nel biliardo significa io tiro in una parete del biliardo e poi vado a prendere un altro colpo. Noi tiriamo a voi, vi ingaggiamo per arrivare dalle persone più grandi, ok? Allora, comincia Tiziano. Una parola tabù di internet. Quale può essere? Una parola di internet che conosci? Digitale. Digitale, ok. No, è sbagliato, Tiziano. Sarà per la prossima. Tu come ti chiami? E tu come ti chiami? Gerlando. Ok. No, non ce la devono intervenire loro, non ce la facciamo più. Una parola tabù di internet. Non lo so. Io. L'Inter. Link. Sai cos'è un link? Che cos'è un link? Ascoltate Gerlando. Un attimo. Un sito. Secondo voi la parola link può essere una parola pericolosa, una parola tabù per i nonni? E quando? Forte. Ok. Adesso Gerlando, che ha capito come funziona, ci dice una seconda parola tabù. Vai. Spam. Che vuol dire spam? Giusto. Anche. Spam dice qualcosa che non si sa chi è, oppure un'altra parola tabù? No, chiamate sconosciute. Chiamate sconosciute, una parola sola. Anonima. Bravo, anonima è una bella parola tabù, bravo Gerlando. Gerlando, da 1 a 10, quanto dovresti tornare al tuo posto? 30.000. Vai. Allora ragazzi, voi avete in mano questo strumento qui. Io so che è difficile per voi scaricare le app, perché avete il telefonino pieno di foto, di video, di musica, avete il telefonino, cioè, in poche parole, anche se avete il telefonino vuoto, di scaricare l'app che vi dice oggi questo qui o quello lì, non ve ne frega niente. E io lo posso pure capire. Però se io vi dicessi che in quest'app, per esempio, se c'è allerta meteo, voi lo sapete subito, comincia a diventare una cosa interessante, perché allerta meteo significa vacanza! Io vi informo che allerta meteo significa sempre che c'è il maltempo, ok? Anzi, quando allerta meteo tipo arancione, che voi vi aspettate l'ordinanza per non andare a scuola, vuol dire arancione che è il maltempo forte. Però cosa ho voluto dire? Che qui dentro voi avete delle cose utili. Per esempio, alzi la mano chi va a buttare la spazzatura, chi espone la spazzatura ogni sera davanti a casa per la raccolta differenziata in famiglia. Alzate la mano. Oh, siete tanti, bravi, non ci credo nemmeno se vi vedo. Comunque, facciamo finta che è vero. Chi ricorda a memoria il calendario della raccolta differenziata? Nessuno. Solo le signore. Il calendario della raccolta differenziata lo ricordano solo le donne. Sì. Ah, zucchero! Adesso noi apriamo il calendario di Agrigento e vediamo se tu lo ricordi. Si dice che il calendario lo ricordano le donne e invece vederlo scritto è per uomini. Io per esempio, se l'indomani esce l'umido, lo so perché mia moglie cucina il pesce, quindi non dovendo lasciare il pesce nella pattumiera vuol dire che esce l'umido l'indomani. Allora, se a tutti quelli che hanno alzato la mano vi dicessi che nell'app di Agrigento c'è anche il promemoria per dire stasera esci carta e cartone, questa sera esci l'umido, questa sera cominciamo a parlare di cose utili, interessanti. Allora, io vi do un consiglio, scaricate l'app Agrigento. Trovate tante cose utili, interessanti anche per voi. Sì, ma lei ce l'ha, non c'è dubbio.
perché quelli più grandi ce l'hanno tutti l'applicazione di Agrigento. Brava Giusy. Allora fate la stessa cosa che ha fatto Giusy. Arrivando a casa prendete il telefonino dei vostri genitori e dei vostri nonni e scaricate l'app Agrigento. Poi se la volete scaricare anche sui vostri, fate bene, perché trovate Io non ci casco. Adesso se Giuseppe mi collega rapidamente, perché dobbiamo andare di corsa e dobbiamo fare un'altra cosa importantissima e poi ci rivediamo alla fine per le promesse, ci dovete promettere di fare i voti digitali, non ve la potete uscire così. Sì, scusate, sono collegato, dice che non c'è segnale, ci proviamo, non ce la faremo. Adesso forse c'è, ci vuole un minutino per la password, oppure scrivi Giancarlo per favore. Io ho una password difficilissima per entrare nel computer, Giancarlo, il mio nome. Voi invece inventatevene una più complicata, ma io qui non ci tengo niente di particolare, non sono le password giuste da mettere. Allora, questo è il mio telefonino. Se io adesso a un certo punto, be silent please, apro l'app Agrigento e questa qui, vedete? Qui dentro voi trovate tutto, trovate la raccolta differenziata degli eventi, cosa c'è stasera, trovate informazione sui servizi della città del tempo libero, i servizi per scaricare i documenti al comune, cose che magari a voi non servono, però prima anche i biglietti per i concerti, ok. Qui, no gratis, il modo per comprare. Qui c'è questo pulsante, vedete? Io non ci casco. Qui dentro voi potete operare. Qui dentro voi potete andare a caricare i disegni, qui dentro potete andare a caricare i vocali. Nel senso che avete un collegamento rapido, si apre il vostro WhatsApp e lo potete lanciare. Abbiamo scelto una forma semplice per poterlo fare. Ok? Allora, per quest'app, perché le app non sono dei siti, quelli del pallone vi possono stare ad ascoltare, voi siete quelli del pallone, vero? Vi interessa solo se parliamo di pallone? Ascoltate. Purtroppo non posso venire lì, mi rimproverano per la telecamera. Questa applicazione noi la possiamo modificare, migliorare. Anzitutto noi vogliamo, insieme a voi, individuare un gesto. Secondo voi il gesto che ricorda alle persone anziane che devono stare allerta sempre perché è facilissimo cascarci, ci caschiamo tutti, perché quelli che vogliono farci cascare sono più bravi di noi, capito? Non è, diciamo, non bisogna nemmeno vergognarsi quando uno riceve un messaggio su Messenger e dice ma questa è Giusy che mi ha scritto e poi invece non è lei e non me ne sono accorto perché non sto allerta. Quale può essere un gesto che noi andiamo a mettere poi nell'app che diventa un gesto di tutti per migliorarla l'app fatta con le mani, con la faccia, un gesto. Dove è Tiziano? Tiziano, un gesto per te? Quale può essere? Dobbiamo votare il gesto, quindi tu mi devi proporre uno. Può essere pure con due dita davanti alla bocca, vediamo come lo sai fare. Però non è un gran gesto. No. E allora quale può essere un gesto? Così? Vieni, Gerlando. Gerlando farebbe il gesto così. Stai così? Ok, torneremo domani a prenderti, tu intanto rimani così. Un altro gesto invece che pensate possa essere più interessante? Vieni. Non è male. Vieni. Ti chiami. Kevin, allora qual è il tuo gesto? Ma questo l'ho visto da qualche parte, mi pare. È la richiesta di aiuto per le donne che è? E allora trasformalo un po' per gli anziani che si devono difendere? Sempre 4? Possiamo fare 3? Facciamo 3. Ok, e invece tu? Vieni?
Allora abbiamo capito che le femminucce sono disegnate sulle sedie, non sono reali, no? Che fate? Inventative. Qual è il tuo gesto? Stai così? Fino a domani. Ok. Il tuo? Vieni. Ti chiami. E invece tu, scusami, ho dimenticato. Alessandra due volte. Alessandra. E tu Vittoria. Vittoria, il tuo gesto quale sarebbe? Così, con le mani tutte così. Ok, vieni, sono sicuro che tu te ne sei inventato uno che noi non abbiamo mai immaginato. Ti chiami? Michele, vieni qua. Il tuo gesto, Michele. Così, ok? Attento. Mia mamma quando mi faceva così io mi spaventavo. Così? Ok. Allora, c'è un altro gesto? Vieni. Giusto. Tiziano, hai inventato qualcosa? Quale? Vieni. Tiziano, qual è il tuo gesto? Con la mano davanti alla faccia. Ok, il tuo gesto. Ed è uguale a quello di Alessandro. Non lo sapevo. Allora pensaci di nuovo. Torna e poi torni di nuovo, Michele. Vorrei una femminuccia, una ragazza. Giusi, dai. Giusi vicino a Vittoria. Tu, vieni, Giusi. Qual è il tuo gesto? Ok? Giusi il gesto. Adesso votiamo il gesto, vieni. Perché siamo diventati di più da questa parte che di là. Ti chiami? Chiara, vieni Chiara. Il tuo gesto, Chiara. Così, ok. Vieni. Il tuo gesto. Con un occhio chiuso e una aperto. Ok. Allora, abbiamo finito. Adesso voi votate il gesto. Chi applaude? No, applaude no, perché qua facciamo per alzata di mano perché sennò qua succede un macello. Chi alza la mano per uno non lo può alzare per l'altro, quindi voi avete visto i gesti di Giussi, di Vittoria, di Chiara, di Egle, me l'avevi detto? Me lo siete ricordato Egle? Di Alessandro, di Kevin, di Gerlando, di Tiziano e di Michele. Alzate la mano per uno e non per gli altri, noi contiamo. Ok, partiamo da Michele o da partiamo da Giussi. Michele, te ne resteranno pochi poi alla fine, mi dispiace, però c'hai tutta la nostra solidarietà. Giussi, chi vota per il gesto di Giussi? La nonna. Mua. È la tua amica del cuore. Va bene. E sono due voti per Giussi. Vittoria, qual è il tuo gesto? Con i pugni così. Chi vota per Vittoria? Ecco. No, c'era uno. Un voto per Vittoria, perché sennò poi ci sono gli altri. Allora Chiara, guardate Chiara, un attimo, no, ora vi do il via. Guardate Chiara, chi vota per Chiara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Teresa, dammi la mano, 8, Chiara, fino a questo momento in testa Chiara, 9 per Chiara, grazie Chiara. Egle, chi vota per Egle? 1, 2, 3 per Egle. Alessandro, qual è il tuo gesto? Questo qua, con le due mani. Alessandro. Piccio. Fammi spiegare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 Alessandro. Un attimo. E adesso c'è Kevin. Facci vedere il tuo gesto. Chi vota per Kevin? 1, 2, 3. 3 per Kevin. Grazie. Gerlando. Chi vota per Gerlando? 1, 2 per Gerlando. Oh, c'è Gerlando. 3, 4 con me, Gerlando. Vai. Tiziano, il tuo gesto? Chi vota per Tiziano? Va bene, ok. E per finire, Michele, chi vota per Michele? Wow, Michele!
Allora, ok. Allora, rimangono qui Alessandro e Michele, gli altri tornate a posto e concludiamo così. Alessandro e Michele. Lo spareggio, abbassa la mano. Ah, ti è venuto adesso. Poi ce lo racconto. Michele, no, lui, Alessandro. Qual è il tuo gesto? Questo, 2 telefoni. Come? Quello di Ronaldinho. Se l'avessi saputo non ti avrei fatto partecipare. Con sto pallone. Meglio la mia. E invece il gesto di Michele è questo. Ok, un attimo. Adesso facciamo lo spareggio. Chi vota per Alessandro? Chi vota lui il panino contro il panino per tutti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 più un'altra quindicina, qua 25. Chi vota invece per Michele? Ha vinto Michele. Adesso che vi siete sfogati, viene il momento più importante della giornata, quindi tornate silenziosi per quello che potete e ascoltiamo l'assessore Marco Vullo che introduce chi deve parlare. Noi ci vediamo alla fine per le promesse. Grazie Giancarlo, io direi di fare un applauso a Giancarlo a questo punto. Uno strumento proprio fantastico Giancarlo. Grazie. E allora adesso ragazzi, rientriamo un minuto nel nostro progetto e diamo la parola al capitano Santino del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento che ci racconterà qualcosa. Grazie capitano. Grazie Assessore, buongiorno a tutti, grazie soprattutto per aver riproposto anche quest'anno il progetto Io non ci casco. L'anno scorso abbiamo partecipato, come è stato detto, con diciamo persone un pochino più grandi di voi, non diciamo anziani dai. Abbiamo finito? Avevamo proposto di coinvolgere in qualche modo anche i ragazzi più giovani. Perché? Perché noi siamo sempre disponibili a incontrare tutti, siamo sempre disponibili a incontrare anche persone più grandi, però voi siete quelli che più facilmente possono veicolare il nostro messaggio. Voi potete andare dai vostri genitori, dai vostri nonni, perché non solo sono i vostri nonni quelli che possono essere vittime di queste truffe, in realtà potrebbero essere anche fratelli più grandi, perché noi abbiamo avuto ragazzi anche di 20 anni che sono caduti nelle truffe purtroppo. E quindi voi siete quelli che possono portare il nostro messaggio nelle case, che è il nostro obiettivo. Ora, io oggi vi farò qualche esempio delle truffe che ci sono capitate più spesso ad Agrigento e poi i colleghi della Polizia Postale vi faranno un'introduzione per quanto riguarda quelle invece informatiche. Perché? Perché noi ci occupiamo delle attività di indagine normali, mentre i colleghi sono specializzati nelle attività di indagine per tutto quello che riguarda il mondo di internet, che è un mondo davvero tanto grande, molto più grande di quanto noi pensiamo, molto più grande di quello che noi utilizziamo. Allora, perché è importante parlare delle truffe? Perché è importante questo progetto? Perché un po' di dati così. Negli ultimi 2 anni, quindi da biennio 2022-2023, siamo proprio negli ultimi 2, ci sono stati 20.000 reati nella provincia di Agrigento, che sembra un numero grandissimo, poi in realtà ci sono reati che vanno dagli omicidi a reati, diciamo, comunque importanti ma meno gravi per fortuna. Di questi 20.000 reati, 2.800 sono stati truffe, quindi il 14%, quindi tantissime. Pensate, 2.800 abitanti, più o meno parliamo di paese un pochino più grande di Ioppolo Giancastro. C'è qualcuno che non è di Agrigento? Giustamente alle medie, tutti. Tu dove sei? Di Palermo? Mazza, fai un po' di strada per venire a scuola la mattina? No, ok, c'è qualcuno che non vive ad Agrigento? No, immagino, vabbè. Andiamo avanti. Allora, un po' di esempi di truffe che ci sono state da noi. Allora, come funziona purtroppo quello che abbiamo potuto capire di come funzionano le truffe nel nostro territorio? Le truffe sono di tantissimi modi, ci sono tantissimi modi per truffare le persone e ne inventano di nuovi tutti i giorni. Però quelle che succedono più frequentemente sono di solito, per la nostra parte di nuovo, quelle di internet, le lascio ai colleghi della polizia, sono le telefonate.
telefonate che arrivano da numeri sconosciuti, ma telefonate che arrivano anche da numeri che si vedono, o purtroppo anche telefonate che arrivano da numeri dei carabinieri o dai numeri della polizia, perché riescono i truffatori a far finta di utilizzare i nostri numeri e farvi vedere il nostro numero sullo schermo. Quindi vi può spuntare il numero, a voi o ai vostri genitori, ai vostri nonni, vi può spuntare il numero della nostra caserma, quindi c'è scritto magari caserma carabinieri, quindi uno pensa che li stanno chiamando i carabinieri veri. Li chiamano i carabinieri, li chiama la polizia, li chiama un avvocato e gli dice che un familiare ha avuto un incidente, oppure che un amico di famiglia ha bisogno di soldi e quindi ha chiesto un aiuto, oppure ancora che c'è stato magari un guasto tecnico all'impianto e quindi chiede di poter venire a casa a controllare l'impianto del gas, l'impianto del contatore della corrente. Che cosa fanno? Loro cercano un modo per approcciarci, quindi un modo per guadagnare la nostra fiducia. Chiamano, dicono sono il maresciallo, l'appuntato, il capitano dei carabinieri, ho bisogno di parlare perché c'è successa questa cosa. Magari cercano prima di capire se c'è qualcun altro in casa, quindi cercano di capire se ci stanno i figli, se ci sono il marito o la moglie, se ci sono i nipoti. Se ci sono altre persone in casa cercano di farle allontanare. Quindi cosa fanno? Dicono magari sei in prima fila, sei già stato ascoltato dal dottore, però ne approfitteremo nuovamente. Come si chiamano i tuoi nonni? Due nonni che preferisci? O quelli che ti piacciono di meno? Come vuoi? Letizia e Salvatore. Quindi magari chiamano a casa di nonno Salvatore e gli dicono che tu ti chiami Vittoria, giusto? Che Vittoria ancora non guidi, giusto? In teoria non guidi, okay. Vittoria ancora non guida, quindi ancora non può succedere, però magari tra qualche anno li chiamano nonno, ha detto Salvatore, e gli dicono guarda Vittoria ha avuto un incidente, niente di grave, lo rassicurano, però purtroppo è andata contro una persona che si è fatta male. Quindi l'abbiamo portato in caserma e abbiamo bisogno che veniate voi qui sul posto per venirla a riprendere. Chiamano nonno Salvatore, lo convincono a venire in caserma. Magari se tu abiti vicino a una caserma, magari lo mandano nella caserma dall'altra parte della città. Nel frattempo gli dicono di rimanere al telefono, lo tengono impegnato, lo continuano a parlarci al telefono. Poi un'altra persona chiama a casa e parla con nonna Letizia, mi ha detto, giusto? Quindi parlano con nonna Letizia e dicono guarda signora, suo marito è qua in caserma da noi, però per liberare Vittoria bisogna pagare dei soldi. Non si preoccupi, poi gli verranno restituiti perché servono solo per anticiparle l'avvocato. Lei quanti soldi ha a casa? 3.000 euro, 4.000 euro, 5.000 euro. Però non sono abbastanza. Ha qualche gioiello? Ha qualche orologio, qualche collanina, qualche bracciale, magari qualcosa d'oro? E magari nonna Letizia ha l'anello del matrimonio, l'anello di fidanzamento, la collanina che le è stata data per i 25 anni di matrimonio, tanti piccoli ricordi che una persona accumula nella vita. Magari qualcuno di voi al battesimo ha ricevuto la collanina con la Madonna o con Gesù Bambino, ha ricevuto qualche orecchino, qualche collanina, qualcosa di valore. E convincono nonna Letizia, piano piano, per il bene che ti vuole, perché abbiamo scelto le nomi che preferisci, giusto? Non i nomi che ti piacciono di me. Ok, quindi per il bene che ti vuole convincono nonna Letizia a dire vabbè, per un paio di giorni gli do questi gioielli, gli do questi soldi. Per il bene di Vittoria questo e altro, ci mancherebbe. Si presenta a casa una persona, dice di essere un carabiniere, dice di essere un avvocato, dice di essere un poliziotto, un finanziere, dice di essere una persona mandata al tribunale e si prende questi soldi. Ovviamente non sono carabinieri veri, non sono poliziotti veri, non sono avvocati veri purtroppo, e quindi poi spariscono. In tutto ciò nonno Salvatore sta ancora aspettando di entrare in caserma perché nessuno in realtà lo sta aspettando in caserma, e quando se ne accorgono poi è difficile riuscire a ritrovarle, perché magari vengono da fuori, perché i numeri che hanno utilizzato magari li bruciano, distruggono subito la scheda SIM, addirittura buttano subito i telefoni. Noi siamo riusciti a fare qualche attività di indagine, anche attività di indagini strutturate, siamo riusciti anche a risalire i telefoni che utilizzano, a intercettarli, quindi riuscire ad arrivare noi sul posto prima che arrivino loro. Però sono attività tanto complicate, tanto complicate perché oggi chiamano ad Agrigento, domani chiamano a Catania, dopodomani chiamano a Palermo, tra 3 giorni chiamano a Gorizia. Voi sapete dov'è Gorizia? In che regione è Gorizia? Vai, grandissimi. In Friuli Venezia Giulia, al confine con la Slovenia, scusa. Gorizia è divisa a metà è Gorizia e metà è Nova Gorica, che è già una città in Slovenia. Quindi la piazza è divisa a metà, una volta c'era il confine, quando i vostri nonni erano elementari, alle medie c'era il confine, quando io ero alle medie già no, per fortuna. E quindi girano in tutta Italia, quindi è difficilissimo rincorrerli. Ancora più difficile per i colleghi della polizia che devono rincorrere su internet, quindi almeno i miei sono in Italia.
i loro potrebbero essere dovunque nel mondo. Quindi perché è importante parlare con voi? Perché è importante che voi parliate con i vostri genitori e con i vostri nonni? Perché purtroppo è successo anche di persone giovani. Vi racconto questa. Chiamano una signora, 90 anni, quindi insomma 90 anni vuol dire che sono nati nel 1935. 1935 probabilmente quando erano a scuola non avevano mai visto neanche una macchina da scrivere e oggi si trovano il cellulare in mano. Pensate il passaggio, il tipo di cambiamento di vita. Chiamano questa signora, provano a farle questa truffa e lei è un po' titubante, non ci crede proprio tanto, però a casa con lei c'è la figlia. La figlia avrà avuto 55 anni più o meno, insomma. Quindi potrebbe essere magari qualche vostro genitore se i vostri genitori hanno un po' di anni, sono un pochino più grandi. Quindi 55 anni, passa il telefono alla figlia dicendo guarda io non ci capisco niente, ti passo questi qui che mi stanno chiedendo dei soldi, mi stanno dicendo che sono successe un sacco di cose, non riesco a capire nulla, non mi fido, te lo passo a te. Non mi sembra tanto chiara questa cosa. La figlia ci casca in piedi. In piedi. La signora se fosse stata a casa da sola probabilmente non ci sarebbe cascata, la figlia ci è cascata in pieno. Vi dirò di più, sono arrivati a casa i truffatori, volevano aprire la cassaforte, non riuscivano a trovare la chiave, la figlia ha detto vabbè andate da un ferramenta e prendete un flex, il flex è quello che serve per tagliare le cassaforti. Cioè voi pensate che i carabinieri possono venire a casa ad aprire la cassaforte con il flex per prendere i soldi che ci sono dentro? Però purtroppo in quel momento uno è preoccupato perché non si deve vergognare di queste cose, perché purtroppo succedono. Perché i vostri genitori, i vostri nonni, per il bene che vi vogliono, non stanno a pensare se effettivamente i carabinieri possono chiedere una cosa del genere, ma stanno a pensare c'è mio figlio, c'è mio nipote che è in una situazione di difficoltà, io lo voglio aiutare, io voglio fare di tutto per aiutarlo. Io in questo momento penso solo al bene delle persone a cui voglio bene. Scusate per la ripetizione. Penso solo al bene dei miei cari. E quindi purtroppo non riusciamo a pensare in modo lucido. E quindi come si può fare? Se proviamo ad andare avanti con la presentazione, grazie mille dell'assistenza soprattutto. E vabbè, altri esempi, insomma, che per fortuna per la provincia di Agrigento sono capitati meno, sono persone che chiamano dicendo che abbiamo vinto la lotteria, non ho mai giocato alla lotteria, mi chiamano dicendo che ho vinto la lotteria. O mi dicono che mi devono rimborsare i soldi delle tasse, io sono dipendente dello Stato, le tasse le paga direttamente l'Arma dei Carabinieri, mi devono rimborsare le tasse così, non ho mai chiesto rimborsi, mi devono rimborsare le tasse. Però soldi facili ci tentano, errori della banca, insomma ci sono tanti modi, poste e corrispondenze, quindi pacchi che vi arrivano vi chiedono di pagare perché dovete ritirare questo pacco, questa lettera che vi è arrivata. Ci sono tantissimi modi, inventano di nuovo ogni giorno. Quali sono i consigli nostri? Anzitutto state attenti agli sconosciuti, agli incontri occasionali, persone che non avete mai visto, consulenti delle banche. Ormai noi abbiamo tutti la banca digitale, voi magari. Quanti di voi hanno un conto in banca loro? Un bancomat, una carta di credito? Beh, qualcuno già inizia ad avercelo. Io purtroppo vivendo a 1600 km dai miei genitori non posso chiedere la paghetta, quindi devo avere un conto in banca. Ormai però abbiamo quasi tutte banche digitali, però magari le persone un pochino più grandi di età ancora hanno il piacere o sono abituati, hanno ancora i conti nelle banche vere. Nella banca di solito c'è un consulente, una persona con cui parliamo sempre, no? Un po' come quando andiamo dal medico, c'è sempre il nostro di medico. Quando troviamo una persona che non abbiamo mai visto nella nostra banca e ci consiglia dei prestiti a tassi eccezionali, ci consiglia degli investimenti che ci daranno un sacco di soldi, dobbiamo stare attenti. Poi dobbiamo stare attenti a venditori porta a porta, dobbiamo stare attenti a persone che sembrano presentarsi in modo perfetto, in giacca e cravatta, che arrivano, ci bussano alla porta senza nessun motivo da un momento all'altro e ci dicono che possiamo fare un sacco di soldi o che hanno bisogno di soldi da parte nostra. Dobbiamo sempre stare attenti, questo è un consiglio che vale per tutti, ve l'avranno detto anche i vostri genitori. A qualcuno sarà capitato di rimanere a casa da solo anche da piccolo, no? I vostri genitori vi hanno detto aprite chiunque, non vi preoccupate, fate entrare chi volete? La stessa cosa ovviamente vale da grandi. Cioè, stiamo attenti a chi facciamo entrare in casa. Se facciamo entrare in casa qualcuno, dobbiamo stare attenti a che cosa fanno in casa nostra. Perché stanno entrando in casa nostra? Cioè, casa nostra è un posto delicato, è un posto importante. Quindi stare sempre attenti a chi facciamo entrare, cercare di non far entrare nessuno quando siamo da soli. Quando dobbiamo fare dei pagamenti non farli in contanti, se possibile.
I carabinieri non vi chiederanno mai, la polizia, la guardia di finanza, non vi chiederanno mai i soldi. Noi non è che facciamo i baristi, i gelatai che andiamo in giro a prendere i soldi, giustamente. A noi ci paga lo Stato, non dobbiamo avere i soldi delle persone. Può capitare che vi facciamo una multa, allora lì purtroppo abbiamo detto che però qua oggi facciamo finta che non esistano le multe, che nessuno guida col cellulare, quindi lasciamo stare le multe. Però i carabinieri non vi chiederanno mai i soldi. Andiamo avanti. Attenzione a chi dà confidenza, anche su internet, questo però poi ne parleranno meglio i colleghi della polizia, però attenzione alle persone che vi chiamano, con cui avete un rapporto. Una volta si diceva non prendere le caramelle dagli sconosciuti. Se non prendete le caramelle, non prendete neanche gli investimenti della banca, no? Non prendete neanche l'avvocato che vi chiama dicendo di essere il consulente di vostro zio che non vedete da 30 anni, di vostro nipote, voi nipoti ancora non dovreste avere, però di vostro nipote che non vi vede da 10 anni. Okay. E attenzione alle distrazioni. Qual è la truffa più classica? Adesso la fanno molto di meno perché per fortuna siamo riusciti a spiegare alle persone l'importanza di evitare questi comportamenti. La truffa più classica qual era? Suonavano al campanello e chiedevano magari la possibilità di entrare con un bicchiere d'acqua, chiedevano di venire dentro a controllare il contatore della corrente, il contatore del gas, chiedevano di poter controllare magari se c'era un'infiltrazione in una camera. Io facevo entrare la persona, l'accompagnavo nella stanza che mi chiedeva, magari in cucina, magari in bagno, magari nel salone, e di nascosto da dietro entrava un'altra persona, andava in camera mia e mi si rubava tutti i gioielli dentro il portafoglio. Attenzione a non farci distrarre, perché l'obiettivo è un po' come i trucchi di magia, no? Ti dicono guarda questa mano e con l'altra mano fanno il trucco. Attenzione a quando si presentano, non basta il tesserino, è sempre meglio controllare, non basta il numero di telefono. Vi faccio un esempio pratico. 2 volte è successo. Una volta io faccio attività di indagine, il mio reparto fa attività di indagine, soprattutto antidroga. Facciamo questo intervento, doveva arrivare un pacco contenente degli stupefacenti a casa dei signori anziani. Perché? Perché il nipote invece che farselo arrivare a casa sua li faceva arrivare a casa dei nonni, perché non tutti i nonni li vogliono così bene. Insomma, suoniamo, è arrivato questo pacco appena arrivato, suoniamo, carabinieri, abbiamo bisogno di entrare, dobbiamo vedere questo pacco. La signora dopo un po' ci pensa, noi lavoriamo in borghese di solito perché sennò, sapete, ci vedono un pochino da lontano con le macchine con scritto carabinieri, le sirene lampeggianti, è una cosa che dà un pochino nell'occhio. Suoniamo, entriamo dentro la casa, la signora insomma ci fa entrare, a un certo punto pensa, ma voi siete carabinieri veri? Signora, che vi dobbiamo dire? Il tesserino ce l'abbiamo, siamo armati, tutto il resto, però effettivamente il dubbio è legittimo, no? E quindi abbiamo detto alla signora, chiami in caserma, chieda se effettivamente esistiamo noi, se effettivamente siamo carabinieri veri, se effettivamente abbiamo detto in caserma che cosa stiamo facendo. Tanto, non sono quei 2 minuti che mi cambiano la vita. Quindi voi chiamate, controllate, chiedete sempre. Questo era successo 2 anni fa, adesso è successo più di recente su un altro intervento in cui invece avevamo un pochino più di fretta perché avevamo sparato contro una macchina e dovevamo andare a cercare questa pistola. Quindi entriamo velocemente, ovviamente molto concentrati su quello che era successo, andiamo subito nella stanza che ci interessa. A un certo punto sale la madre di questo signore, una signora di 80 anni, piano piano sale le scale dietro noi che saliamo di corsa, ci raggiunge e fa: ma non è che ti hanno detto che c'è stato un incidente? Perché giustamente, per fortuna, aveva partecipato agli incontri e quindi era interessata a sapere se stessimo cercando di fare una truffa al figlio. Poi per fortuna il figlio non aveva fatto niente, la signora si era assicurata, l'abbiamo controllato con i colleghi in caserma, abbiamo spiegato le motivazioni. Qual è il motivo per cui vi dico questa cosa? Chiedete e chiamate, perché per noi una chiamata non è mai un problema, mentre per il truffatore, quando voi dite aspetti un attimo che voglio chiamare in caserma per vedere se sei un carabiniere vero, vedete che inizia ad agitarsi, vedete che inizia a dire no, c'è fretta, non possiamo farla questa cosa, perché loro hanno paura di essere beccati, perché noi qualcuno siamo riusciti a beccarlo per fortuna, stanno in carcere o sono stati condannati, oltre al fatto che hanno perso i soldi che dovevano fare dalla truffa, quindi hanno e sono attenzionati, perché una volta che noi sappiamo che una persona vive facendo le truffe, noi stiamo attenti a che cosa fanno poi loro nella vita di tutti i giorni, stiamo attenti a vedere dove vanno, perché se io faccio truffe tutti i giorni per vivere e vengo arrestato e vengo condannato e domani stranamente vado a fare un viaggio fuori dai miei giri soliti,
un pochino la lampadina di dire: ma perché il capitano Santino sta andando a Gorizia questo weekend? Ci va perché si va per la ragazza o ci va perché ha ricominciato a fare quello che faceva prima? Quindi loro hanno paura. Voi non dovete avere paura, voi dovete avere l'attenzione di chiamare subito, chiedere e farvi confermare quello che avete davanti. Come sempre, vabbè, voi ormai non siete più bambini, voi ormai siete grandi, però attenzione ai bambini, perché i bambini sono sia una distrazione sia sono un punto di incontro, sono un punto per agganciare le persone, sono un modo per convincerli facilmente a dare soldi. Magari quello che avvicina i bambini e chiede: mi dai il numero dei tuoi genitori? Mi dici dove abitate? Ma in casa c'è qualcuno? Voi avete animali, avete cani? Chiede informazioni che poi li possono servire per altro. Il bambino ovviamente non ci pensa che possa essere per quello, mentre magari l'adulto è un pochino più attento a queste cose. E di nuovo, e con questo finisco perché è difficile parlare dopo il dottore mi ha coinvolto molto, io purtroppo non è che mi posso far provare a truffare gli altri, quindi sono un pochino in difficoltà. Però con questo finisco e poi lascio la parola. Poi il dottore ritorna, quindi non vi preoccupate che poi ci pensa lui, insomma, a riprendere un pochino il polso della discussione. Io vi lascio solo con questo invito, che di nuovo ve l'ho già detto 4-5 volte. Chiamateci, chiamate il 112, che è il numero di emergenza per qualsiasi necessità. Il 112 ormai è diventato il numero di emergenza per tutto, che vi serve un'ambulanza, vi servono i vigili del fuoco, vi servono i carabinieri, la polizia, è tutto 112. Chiamate il 112, dite che si è presentato a casa vostra o che siete stati contattati da una persona e che volete sapere se sono effettivamente carabinieri, se sono effettivamente poliziotti. Se vi chiama un avvocato dicendo che vostro fratello ha avuto un incidente, o quando lo racconterete ai vostri nonni, ai vostri genitori, che vostro figlio, che vostro nipote ha avuto un incidente, chiedetegli: ma dove è successo? È successo a Raffadali. Chiamate la centrale di Agrigento o i carabinieri di Raffadali. Chiedete: ma è vera questa cosa? È successo davvero? E loro vi diranno: guardi signora, che qui non abbiamo incidenti, signora, signore, dottoressa, dottore, professoressa, professore. Guardate che qua non abbiamo incidenti da 5 giorni, non abbiamo incidenti da una settimana, l'ultimo incidente è stato un mese fa. E a quel punto capite che stanno cercando di truffare. Per fortuna nell'ultimo anno, grazie anche agli incontri, mi fa piacere, spero che sia anche grazie agli incontri, le truffe sono diminuite tantissimo ad Agrigento, però ancora purtroppo capitano anche a ragazzi giovani, abbiamo avuto anche ragazzi di 20 anni appunto che sono caduti in truffe simili. Ultimamente c'è stata una grossa truffa informatica a Raffadali che ha coinvolto decine di persone e centinaia di migliaia di euro. Quindi è ancora importante parlare di queste cose, è importante che voi soprattutto, che un domani sarete quelli che hanno la disponibilità di soldi, ma che oggi siete quelli che possono andare a casa a parlare con i vostri genitori, con gli adulti che sono ancora impegnati al lavoro e che quindi non possono essere qui con noi questa mattina. È importante che voi siate il nostro tramite per fare la carambola, come ha detto il dottore, perché quanti di voi giocano a biliardo? Più di quanto pensassi. A biliardo, non a biliardino, a biliardo quello con le stecche. Ma giocate a palla 8, quello con le palle colorate che si mettono in base. Perché il biliardo all'italiana, quello con i birilli, ci gioca qualcuno? Il biliardo all'italiana, quello con i birilletti che bisogna far cascare. Sì, complimenti. Ecco, chi gioca a quello lì dovrebbe sapere che cos'è la carambola, perché mi pare che valga un punto, non mi ricordo nemmeno come funziona. Comunque voi siete la nostra sponda, il nostro messaggero, voi siete il nostro modo per arrivare agli adulti. Quindi vi stiamo dando una responsabilità grande e sicuramente sarete all'altezza. Grazie. Grazie capitano, grazie all'Arma dei Carabinieri che ci segue in questo percorso. Un saluto e un ringraziamento pure al colonnello De Tullio che in un certo senso è sempre contento e felice di seguirci, ci dà l'opportunità di farci accompagnare da persone, da uomini dell'arma, delle forze dell'ordine che oltre a proteggerci hanno anche quella capacità di poterci dare informazioni come è successo oggi con il capitano Santino. Grazie ancora. Adesso andiamo dentro il tema un po' delle truffe online, di tutto quello che è il lavoro straordinario che fa la Polizia Postale di Agrigento sul territorio di Agrigento e provincia. Chiamo accanto a me gli ispettori Salvatore Capraro e Fabio Condello della Polizia Postale di Agrigento. A loro un applauso da parte vostra.
Buongiorno a tutti, ringraziamo l'amministrazione comunale per averci coinvolto anche quest'anno in questo progetto molto utile e abbiamo apprezzato anche il fatto di aver coinvolto i nonni, anche se vediamo solamente la presenza di una nonna quest'oggi, e puntiamo, è tua nonna, giusto? La tieni stretta. Puntiamo molto sui giovani perché voi più dei vostri nonni sapete utilizzare gli strumenti digitali, smartphone, computer, tablet, penso che siete abbastanza pratici e quindi grazie a questo potrete aiutare i vostri nonni, perché come diceva anche il capitano Santino, il mondo di internet è molto grande. Quello che diciamo tradizionalmente si fa sul territorio, su internet diciamo questo territorio sparisce perché si agisce nell'ambito globale. Quindi adesso vi faremo vedere anche dei casi pratici, vi insegneremo a difendervi, perché grazie alla prevenzione possiamo raggiungere risultati, perché quando il reato è già commesso, se è già consumato, è troppo tardi e cagiona un danno, può cagione un danno economico, ma soprattutto pensate alle persone anziane, cagiona un danno morale. Si possono abbattere, quindi noi dobbiamo stare sempre vicini ai nostri nonni, ma anche ai nostri genitori o semplicemente agli amici. Adesso passo, cercheremo di coinvolgervi con dei quiz, così testeremo anche la vostra preparazione. Buongiorno a tutti. No, togliamo la presentazione, abbiamo pensato di fare un giochino e di fare 2 squadre, però ci sono pochi nonni, ma quei pochi nonni ci bastano. L'app ce l'abbiamo? Uno solo ce n'è, nonno? Sì. Va bene. La squadra del nonno, della nonna in questo caso, l'app del comune c'è, perfetto. Qualcuno ha scaricato l'app di voi? Tu hai scaricato l'app? Vieni. Come? Vieni. La chiami tu che così se tu vuoi venire qui sì o sì, non è contemplato. Brava. Adesso dobbiamo giocare i nonni, cioè la nonna, contro gli studenti, contro i nipoti. In questo caso facciamo che dall'app Sta arrivando, non duplica lo schermo. ok, ma loro possono rispondere dal loro smartphone o no? Sì. Ok. Nonna, per favore venga qui con me, sì, è il suo momento adesso, dobbiamo vincere, dobbiamo fare una sfida. Quindi facciamo la sfida e vediamo se vincono i nonni, cioè la nonna, o se vincete voi, cioè i nipoti, va bene? Devi rispondere bene però. Quante domande sono, assessore? 5 domande. Vicenda, vi proporremo 5 domande. A queste 5 domande dovete valutare se è vero o se è falso. Dopo andiamo ad analizzare quelle che sono nello specifico le domande e perché poi abbiamo risposto in un modo o in un altro. Scusi, facciamo una cosa, avete lo smartphone là? Avete la mia di siccome non riusciamo a collegarci, forse ce la stavamo facendo, voi dovete andare in alto a sinistra dove c'è il menu, torna nella home page, clicca sui 4 quadratini in alto a sinistra. In basso l'abbiamo preparato proprio per questa giornata, c'è quiz antitruffa. Non cominciate, aspettate che vi vado via, non cominciate. Non riusciamo a vedere, Un attimo, facciamo l'operazione. L'avete visto il quiz antitruffa? Allora, se riusciamo poi a vederlo da qui, lo vedremo tutti. Noi ci si deve spostare da qua, perché sennò gli altri ragazzi del giro non lo vedono.
Tieni di qua. Così lasciamo libera la visione. Non l'aiutare, dottoressa, non l'aiutare, tu ti puoi fare aiutare solo dalle tue amiche, ok? Mentre la nonna si può fare aiutare dal nipote. Possiamo partire con il quiz? Allora, il quiz è questo, lo vedete qua. Abbiamo ricevuto un SMS da una società che si chiama Nexi. La società che si chiama Nexi è una società che fa le transazioni con le carte di credito. Quindi mercoledì 2 ottobre 2024 è arrivata questo messaggio: transazione effettuata con successo da 899, se disconosce l'operazione chiama il numero 350 eccetera. Voi ce l'avete nello schermo, rispondete se questo SMS che avete ricevuto secondo voi è vero o falso. Non lo dite perché poi loro due rappresentano tutti. Vediamo se vince la nonna o se vincete voi. Andiamo alla seconda. No, abbiamo il risultato, dobbiamo dire. Ah, abbiamo il risultato. E quindi è falso. Perché è falso? C'è un link, va bene, però è generico. Com'è? C'è scritto. Riconosciuto il comportamento è un finto avviso bancario. Chiedi di chiamare un numero truffaldino. Non lo sapevo. Un bacchione, sei tu, un bacchione. Allora è falso perché le banche non vi chiedono di chiamare ad un numero che indica il truffatore, in questo caso. Sarete voi a comporre il numero della banca. Andiamo al secondo. Allora, nel secondo caso di SMS, che potrebbe essere una truffa come potrebbe non esserlo, abbiamo ricevuto un messaggio da un numero 351, quello che è, e dice: ciao nonno, sono Marco, ti scrivo dal cellulare di un compagno perché il mio si è rotto. Dopo la scuola vengo da voi. Più tardi mi porta a comprare il cell nuovo. Secondo voi è vero o falso, nonno? Come nonno? Secondo lei è vero? Ha risposto bene? Tu come hai risposto bene? Vero. È vero, perché è vero? Allora, leggiamolo insieme. Leggiamolo insieme. Hai riconosciuto il comportamento giusto, è un SMS vero, è affettuoso, non chiede né soldi né link, però chiede il cellulare nuovo. Non fornisce indicazioni sospette, quindi è solo l'informazione che vi è arrivata ed è plausibile che sia vostro nipote. Cosa eventualmente, anche se noi lo riconosciamo come vero ed è vero, è plausibilmente vero, cosa non dovremmo fare con questo messaggio? Non dovremmo continuare una conversazione per esempio su WhatsApp. Al massimo possiamo chiamare questo numero e vedere se risponde nostro nipote Marco. Va bene? Ok, andiamo al terzo. Il terzo: buonasera mamma, il mio cellulare non funziona più. Ho un nuovo numero 376, puoi mandarmi un messaggio su WhatsApp? Com'è, vero o falso? Falso. Andiamo a vedere perché è falso. Hai riconosciuto il comportamento giusto, è un SMS falso, è la truffa del parente, finge un numero nuovo per farsi contattare e chiedere soldi. Allora, ce ne possiamo accorgere da due cose. Il numero è straniero, è un prefisso straniero, dovrebbe essere tedesco. Un'altra cosa, quando voi cliccherete su quel link, giusto che è un link, vi aprirà magari poi WhatsApp. Comincerete una conversazione ai nonni e vi chiederanno immediatamente dei soldi perché devono comprare un cellulare nuovo o devono pagare un debito con qualcuno e gli servono soldi urgentemente, quindi vi chiedono un po' di fiducia. In questi casi abbiamo valutato che è falso, anche perché nessuno ci deve indurre a cliccare su dei link o a comporre dei numeri di telefono. Quindi al massimo si chiama e chiuderanno la chiamata. Andiamo al prossimo. Allora, Nexi, abbiamo visto poco fa che c'era l'SMS di Nexi. Richiesta autorizzazione 139 North 6, strada, verifica le spese della tua carta
scusate, verifica le spese della tua carta 9734 su app Mediolanum o NextPay. È vero o falso? È vero? Aveva scritto che era falso. Ok, poco dramma, perché comunque lei non l'ha presa in considerazione. E va bene, non è stata truffata. Perché è vero? Andiamo a vedere perché è vero. È un avviso di sicurezza, non ci sono link né numeri da chiamare, ok? Invita solamente a controllare l'app ufficiale, che poi è quello che suggeriamo noi. O dovete fare controllare ai vostri nonni l'app ufficiale o comporre poi il numero, non quello che vedete qua, ma quello che andate a ricercare della banca. Abbiamo finito? Sul fatto di aver visto Nexi, si può tornare indietro? No. Avete visto nel messaggio in alto c'era scritto Nexi. Se voi cliccate sopra non vi compare alcun numero di telefono. Questi messaggi, al di là di distinguere se sono veri o falsi, sono ancora più ingannevoli perché i truffatori conoscono una metodologia per innestarsi nelle conversazioni reali di Nexi, così come possono essere della banca, della posta, perché praticamente in pratica questi qua si chiamano alias. Quindi la banca cosa fa? Compra questi alias per farli comparire direttamente il numero cioè la denominazione della banca, non vi compare il numero di telefono. I truffatori cosa fanno? Vanno in alcune società estere, comprano questi alias e allo stesso modo della banca si innescano nelle chat. Quindi attenzione, anche quando questi messaggi compaiono nella chat reale della banca, facciamo attenzione sempre ai link, ai numeri di telefono ed eventualmente siamo noi a chiamare i numeri che... adesso che lo sapete, sì. Va bene. Posso fare io una domanda? Sì. Faccio una domanda che interessa pure a me, così chissà. Dico, capita più spesso sul cellulare di ricevere delle chiamate da numeri di cellulare non in memoria. Nel momento in cui uno risponde, staccano la telefonata e lasciano in conversazione. Spesso capita, come è capitato a mia mamma, temendo che fossi io, mia mamma, mio fratello, mi dico che ha richiamato questo numero, è un numero inesistente. Si corre qualche pericolo a rispondere a questi numeri? Uno. Due, nel momento in cui staccano la chiamata io richiamo, corro il rischio di dare autorizzazioni o la possibilità di poter accedere ai dati del mio cellulare? Allora, dipende dal numero che chiama. Se è un numero estero, per rispondere subito alla seconda. Sì. Allora, siccome arrivano sia da numeri italiani che da numeri esteri queste chiamate, andiamo subito alla seconda risposta. Cosa si corre come pericolo richiamando? Se è un numero estero si corre come pericolo di chiamare un numero tra virgolette a pagamento, quindi se abbiamo ancora la ricaricabile si corre il rischio di avere prosciugato il nostro credito. Invece per quanto riguarda la chiamata muta, che soprattutto in questo periodo stanno andando di frequente, sono aumentate queste chiamate, che uno risponde e poi riattaccano. Queste chiamate dobbiamo fare molta attenzione perché tendono a copiare il timbro della voce per poi andare a studiare dal timbro della voce chi era quella persona, cioè fanno un collegamento, il numero di telefono, intestatario e timbro voce, quindi sanno che Gioacchino Alfano ha quella voce e gli può servire per che cosa? Per con l'intelligenza artificiale cominciare a studiare eventuali truffe. Quindi se mi chiamano e hanno il mio timbro di voce e poi analizzano dal mio numero di cellulare, cominciano a capire tramite dei programmi open source, cioè dei programmi gratuiti che si usano per fare ingegneria sociale, possono sapere come mi chiamo dal mio numero di telefono, di conseguenza controllando quelli che sono i nostri social dove mettiamo tutti i nostri dati inconsapevolmente, possono sapere chi è mia moglie, ricostruire le nostre quotidianità e fare una chiamata dicendo suo marito è in difficoltà, le mando l'audio che mi ha appena mandato e mi fanno dire cose che io non ho mai detto. Ma come si fa? C'è almeno il pronto alla chiamata, tipo lo diciamo come si fa? Come può fare uno? Non puoi riconoscerle in questo momento perché siccome hanno cominciato ad utilizzare dei numeri nuovi, fin quando non vengono segnalati come spam, noi la buona abitudine intanto dovrebbe essere quella di rispondere solo ai numeri memorizzati
se qualcuno ha bisogno di noi ci manda un messaggino e ci scrive: sono Tizio e Caio, è capitato proprio fa a me, ho chiamato una persona da Comiso e poi mi ha mandato un messaggio che io non ho risposto, sono Tizio e Caio, quando poi mi richiami, e quindi adesso la richiamerò. Io faccio così, è un consiglio che do a tutti. Bene. Allora, andiamo avanti con l'ultima domanda. Si prega di contattare con urgenza, questa va, in questo periodo sta andando tantissimo questa truffa qua. Avete già detto che è falso, quindi vediamo perché. I servizi seri non usano numeri a pagamento, serve solo fare spendere soldi e rubare dati, ma non solo. Noi non dobbiamo mai comporre dei numeri che ci indica qualcuno via SMS, ditelo ai nonni, mai, quando arrivano SMS, anche se sono veri, mai comporre quei numeri. Se c'è un CAF, se c'è una banca che ci indica di richiamare, noi chiudiamo il messaggio, apriamo l'app della banca, c'è la sezione contatti, cerchiamo i contatti e chiamiamo noi. Chiaro? Ok, questa l'abbiamo chiusa, giusto? Quanti errori abbiamo fatto? Allora hanno vinto i nipoti digitali, perché la nonna ha sbagliato di proposito, dai. Un applauso alla nonna e ai nipoti. Allora andiamo avanti perché facciamo una carrellata. Sì, volevamo farvi vedere, senza allarmismi, quello che può produrre l'intelligenza artificiale oggi. Penso che la signora abbia cosa è l'intelligenza artificiale, l'ha sentito parlare, giusto? L'intelligenza artificiale, la conosce, giusto? Avrà visto diversi video. Adesso vi faremo vedere qualche altro video e vediamo un attimino come ve la cavate. Penso bene perché fino ad oggi, fino adesso siete stati bravissimi. Silenzio, vedete, guardate un attimo che dura pochissimo, 7 secondi dura. Ho fatto un incidente in macchina e mi hanno detto che devo essere operato urgentemente. Riesci a mandarmi i soldi per l'operazione? Allora, secondo te è un video vero o falso? Perché è falso? Da come si muove dalla faccia la ragazza dice che è falso. Lo rimandiamo un attimo, vediamo la nonna se nota qualche particolare. Ho fatto un incidente in macchina e mi hanno detto che devo essere operato urgentemente. Riesci a mandarmi i soldi per l'operazione? Allora, il movimento della bocca e gli occhi. No, l'altra signora, per lei è falso, per la ragazza è falso, tu che dici? Quello è un altro discorso, però è un esempio che abbiamo fatto. Allora, potrebbe essere una clinica privata, Allora, vi faccio vedere alcuni particolari. Perché è falso? Guardate la bocca e i denti. Andiamo avanti, facciamo, tanto dura 7 secondi. Vedete come non c'è la linearità e a volte sembra che i denti siano proprio attaccati in un certo momento, no? E quindi sembra che in un certo momento sembra siano attaccati, perché sono finti. Guardate il pigiama qua, guardate questo pigiama, sembra, è finto, no? Si vede che è finto, perché è tutto i pixel del video artefatto sono stati danneggiati, no? in quel caso, perché non è stato montato bene. Anche se lo rivediamo per l'ultima volta, l'espressione degli occhi. Capisco che sta male, però vedete che è proprio computerizzato. C'ha un ritmo l'inespressività del tutto. È difficile però oggi
andare veramente a capire, sempre più avanti andiamo più difficile sarà vedere il video. Ce n'è un altro e dall'altro vi farò vedere come è veramente difficile capire certe volte i particolari. Vuoi dire qualcosa? Dalla voce robotica, bravissimo, perché è inespressivo. Guardate questo qua. Ferma. Vabbè. Ferma. Allora, il primo l'abbiamo visto. Qua, qual è quella vera e qual è quella falsa? Quella giù è falsa, quella su è vera? Vedete che non siete convinti neanche voi. Quella falsa è sopra, quella falsa è sotto. Non lo capisco neanche. Andiamo avanti, vediamo qual è. Ferma. Qual è quella vera? Qual è quella vera? Sotto è vero o falso? Sotto è vero. Anche qui qualcuno c'è cascato, andiamo avanti. Quella sopra è vera, ragazzi. Ferma. Quella vera? Quello di sotto? Andiamo avanti. Qual è quella vera? Quella sopra. Perché è vera quella sopra? Perché è vera quella sopra? Perché il mare è un dolore più reale. Allora, se tu invece guardi Beatrice, come tutti quelli che pensano che questa, quella che è quella vera? Quella sopra? No. Guarda che bella definizione. Andiamo avanti. No, la definizione è naturale, lì è artefatto. Adesso vogliamo le risposte. No, ma l'abbiamo dato. Questa è difficilissima, questa l'ho sbagliata io. Secondo me è quella di sopra, questa è difficilissima. Vai. Allora, chiudiamo tutto e andiamo alla presentazione. Vuoi parlare dell'intelligenza o dobbiamo fare? Sì, presentazione. Chiudi con la cosa, andiamo sotto, ma non tanto. No, facci dalla slide qua, guarda. Facci da qui, non scendere troppo. Vai. Facci da qua. Vai al punto 9. Al punto 9. Sì. Punto 9. No, scusi. Scendi da qui per tutto. Ok, vai giù. Stop. Guarda l'ultima. La penultima. No, la penultima, sopra. Ok. Allora, scusate, abbiamo accennato a un fatto, servendosi di audio e video probabilmente estrapolati dai social tramite l'intelligenza artificiale, ripropongono il timbro di voce o un video atto a finalizzare la truffa, proponendo un nostro conoscente al centro della situazione che richiede aiuto immediato. Le truffe con l'intelligenza artificiale tendono a utilizzare video creati con l'intelligenza artificiale, in cui i personaggi famosi ci inducono a fare degli investimenti o a fare acquisti. Questa è un'altra casistica. Quindi, per esempio, c'è un dottore famoso. Quale può essere un dottore famoso che è sui social? Un medico. A livello nazionale abbiamo sentito del dottore Bassetti. Dottore Bassetti hanno creato con l'intelligenza artificiale una pagina
ovviamente falsa, non era lui, ma mostravano dei video in cui lui sembrava proprio identico, sì, il Covid, esatto, aveva studiato una pillola contro il diabete, quindi vendeva queste pillole. La garanzia che davano era quella di spedire in contrassegno, quindi arrivavano queste pillole, le pagavi, ma le pillole non erano altro che... Sì. Perdi una griglia. E allora non sempre questi video sono reali, questi video che inducono agli acquisti di prodotti di qualsiasi genere da parte di personaggi famosi o ad investimenti dove si guadagna subito, addirittura facendo la presentazione con un telegiornale a volte, ci inducono a fare degli investimenti. Questi sono completamente falsi. Quali truffe dobbiamo fare? Un altro, abbiamo avuto una signora sua coetanea, è venuta da noi convinta di chattare con Can Yaman. Conosce Can Yaman? Ok. Quindi attenzione, diciamo, come ha detto il collega, a quegli account che ci sembrano appartenere a persone famose, sono falsi. A fare queste cose, così come abbiamo avuto i politici anche che sponsorizzavano investimenti online. Sì. Io non sono anziana, eppure quest'estate sono grazie, ti voglio eppure io quest'estate sono cascata a truffa, 600 euro, io cercavo casa disperatamente a Roma. Sono stata raggiunta da una signora che prima parlava al telefono e poi mi ha chiesto una videochiamata. Certo, io ero disperata nel cercare la casa, non sono una ragazzina, eppure ci sono cascata. Questa videochiamata di questa signora che poi tramite WhatsApp mi mandava i messaggi di altri ragazzi che cercavano questa casa, era di domenica. E mi chiedeva, la signora diceva che era provincia di Roma, aveva questa casa a Roma e sua mamma era siciliana e quindi si è fidata, non lo so, mi diceva a pelle, mi sto fidando che lei è siciliana, però signora capisce che ci sono tante persone che cercano casa, mi deve bloccare l'appartamento e la camera con 600 euro. E io, vedendo sul video l'appartamento che era molto carino, ci sono cascata e faccio subito un bonifico istantaneo. Il bonifico istantaneo non va a buon termine. Ciò nonostante non cado, non mi chiedevo perché. Non lo so, io forse era la disperazione, era accanto a mia figlia tutta. E quindi faccio un bonifico ordinario. Poi, dopo un paio di ore, arriva mio figlio e ha detto ti ho trovato la casa. Prendiamo queste immagini di questa camera bellissima e le inseriamo su Google Lens e mi esce la casa a Villaggio Peruzzo. Io sto al gioco, chiamo la signora, quindi la signora rispondeva, chiamo la signora e dico signora guardi che le hanno clonato l'immagine, stia attenta. Cioè io vado al gioco per ritirare intanto il bonifico. Allora dico, signora ci vediamo domani mattina a Roma, viene mio figlio, ci vediamo, ma lei è sicuro che ha fatto il bonifico? Perché sì, sto al gioco alla signora, fin domani mattina la signora si accorge che non arrivano i soldi, mi chiama e mi dice la sto denunciando e io ho detto io sono seduta davanti alla polizia postale, in quell'istante sparisce tutto completamente. Io scrivo tutto su Facebook, queste cose di Roma, quindi io non mi vergogno a dire, è facile dire perché siamo nel contesto, non mi ritengo una persona insomma che fare tante cose, gestisco tutto io, eppure sono stata anche male perché mi sono sentita come ci sono cascata, non ho perso poi 600 euro, però ci sono cascata perché
Innanzitutto ringraziamo, perché non è da tutti esternare le loro esperienze, perché sono, come ha detto lei, esperienze brutte che ci lasciano il segno, anche se non siamo anziani. Perché ci colpiscono e colpiscono le persone di tutte le età? Perché giocano sulle nostre emozioni. Io spesso, quando facciamo la prevenzione nel sito, paragono la truffa al classico acquisto di scarpe. Quindi quando andiamo in un negozio, specialmente più giovani, ci piacciono un paio di scarpe, non ne guardiamo più altri modelli, non guardiamo più, ci piacciono quelle scarpe, basta, vogliamo acquistare solo ed esclusivamente quelle scarpe e siamo disposti a tutto per farlo. Quindi la stessa cosa fanno loro con noi. Se capiscono che poco a poco noi siamo attratti dal loro annuncio, dalla loro proposta, giocano appunto su questo sentimento qua e ci fregano sostanzialmente. Riguardo al fatto che lei si è fatto aiutare per cercare su Google Lens, questo ci fa capire la pericolosità del web, perché le nostre informazioni o le informazioni di tutti gli altri utenti sono facilmente fruibili, le possiamo prendere come se niente fosse, e quindi questo ci fa capire la portata di internet. Tu che vuoi dire? Vieni, vuoi venire qua? Vuoi raccontare? Allora, intanto mi chiamo Gianni Longo e vi racconto la mia storia. Praticamente io stavo ritornando da scuola, come tutti i giorni, e mi ritrovo un SMS di una mia compagna che si chiama Rebecca, con un link di un video. Io non l'ho cliccato e ho aspettato che domani mi dasse conferma. Io ho chiesto alla mia compagna se per caso mi aveva mandato un SMS e mi ha risposto di no, e da lì non ho cliccato più il link. No, era una contatto SMS. Sì, nella rubrica. Era il suo numero, però sotto mi aveva mandato un link ordinato. Ma lei non l'aveva mandato? Lei mi ha detto che non aveva mandato forse era un numero che si era travestito da lei, mi ha mandato il link. Non era sicuramente suo numero? No. Perché c'è? Chi conosce lo spoofing di voi? Spoofing? Nessuno? Praticamente con questa tecnica si possono clonare sostanzialmente i numeri di telefono. Quindi per esempio signora, lei potrebbe ricevere un messaggio dalla sua nipote, ma in realtà non è lei. Lei ce l'ha memorizzata in rubrica e dice mio nipote, invece non è lei. E si comprano questi pacchetti qua con pochi euro, quindi capite bene che anche hanno fatto. Intanto lo ingannano. E se lei col messaggio, per esempio, mamma o nonna, voglio il telefono, mi si è rotto il telefono, e arriva effettivamente dal numero di sua nipote, cosa fa lei? Ci crede. E quindi è quello, utilizzano questa tecnica per sostituirsi a un altro numero, facendoci credere che sia la persona reale. Bisogna sempre chiamare e verificare se è vero. E se non rispondo è irraggiungibile, aspettiamo un attimo. Non abbiamo mai la fretta di concludere le cose. Ok? È l'ansia e la fretta. Anche perché questi messaggi spoofing sono creati mediante la rete informatica, mentre le chiamate reali viaggiano sulla rete telefonica. Cosa succede? Che chi manda questi messaggi si può servire solo di internet. Al momento in cui lei richiama, risponderà sua nipote. Quindi il messaggio le arriva da internet e lei crede che sia sua nipote. Se lei richiama, risponderà sua nipote, perché lei ha chiamato con la rete telefonica e non telefonica. Allora, scusate, abbiamo pochissimo tempo, intanto vediamo quali sono le truffe più diffuse.
La truffa degli investimenti: propongono investimenti di trading con guadagni esorbitanti, dove vi fanno vedere in queste app che vi fanno scaricare che guadagnate tantissimo, in realtà è tutta una finzione. Andiamo avanti. Il consiglio ovviamente è quello di non credere mai a chi vi propone dei facili guadagni, ditelo ai nonni, io lo dico a voi per dirlo ai nonni. Le frodi bancarie attraverso l'invio di SMS, abbiamo parlato adesso dello spoofing, scusi, torniamo un attimo indietro. Quindi l'SMS che può arrivare dalla banca o dal proprio ufficio postale. Per esempio per ora è diffusa quella che il direttore è indagato, il direttore dell'ufficio, quindi vi consigliamo di spostare il denaro, e la chiamata arriva dall'ufficio di polizia giudiziaria che sta facendo le indagini. È tutto falso ovviamente. Andiamo avanti. Poi c'è la truffa dell'SMS del familiare che abbiamo visto e ci abbiamo anche giocato, quindi possiamo andare avanti. La truffa degli enti che abbiamo accennato poco fa, c'era pure quella del CAF nel quiz, scusi un attimo indietro, però siccome parliamo di enti, parliamo anche delle truffe che stanno arrivando sulle mail per pagare dei verbali al codice della strada o dei verbali perché non si è pagato una multa in passato. Sono tutte false. Cosa fare? Il consiglio è quello di non dare mai attenzione a queste email o a questi sms che arrivano, se non verificando direttamente presso l'ente preposto. Come? Contattando non dai numeri che ci segnalano loro, non dalle mail che ci arrivano, ma dai canali ufficiali. Andare sempre... Sì. Sì, poi per prelevare però le chiedono sempre di andare a pagare. Sì. In questo caso non è un verbale da pagare, ma è una somma da ricevere perché avevano sbagliato per esempio a fare la dichiarazione dei redditi, quindi le dovevano dare un rimborso, ma per ottenere il rimborso lei dovrebbe comunque pagare qualcosa prima. Non ci cascate. Andiamo avanti. Le truffe amorose le abbiamo accennate poco fa, quindi chi si finge di essere una bella ragazza o chi si finge di essere un militare dell'esercito americano, eccetera, sono tutti profili falsi. Andiamo avanti. Le truffe legate agli acquisti, queste le dovreste conoscere anche voi ragazzi, soprattutto quando provate a comprare sui social. Quindi sui social non si compra, perché prendete le truffe. Si compra sui siti che vi garantiscono affidabilità, quelli conosciuti, ok? Non andate mai sui link che trovate su Instagram per delle scarpe bellissime e vi riportano ad un sito che sembra quello Nike o quello Adidas, perché è tutto falso e ve ne accorgete dal link della barra degli indirizzi, dove non c'è scritto nike.com ma c'è scritto tanto altro. Va bene? Andiamo avanti. Ecco, per esempio, andiamo avanti. Ecco qua, ve ne accorgete da qui. Quando leggete poi se c'è scritto nike.com verificherete che non c'è scritto, così come quando vi scrive la banca non è l'indirizzo della banca. Andiamo avanti perché non abbiamo tempo purtroppo. La truffa lavorativa, questo diciamo riguarda un po' la via di mezzo, nessuno vi propone un lavoro facile con un guadagno facile, non mandate somme di denaro anche piccole a nessuno perché avete svolto un compito e vi stanno pagando, non esiste. Andiamo avanti. La gestione dei codici o dei codici bancari, questa è una cosa che dovete dire a tutti i vostri nonni, a tutti i vostri parenti. Codici dei social per voi, codici bancari per i vostri parenti non si danno a nessuno. È come se voi aprite la porta di casa, fate entrare uno sconosciuto, lo portate nella cassaforte e gli dite questo è il codice della cassaforte, apri e ti porti i soldi. Non esiste. Quindi i codici non si danno mai a nessuno. Questo l'abbiamo parlato, abbiamo finito. Anche quando il messaggio arriva dalla nipote, perché se la nipote ha l'account hackerato di WhatsApp, lei non lo sa. E quindi se la nipote le chiede di mandare un codice, chiamarla sempre, perché se dal codice il telefono hackerato è il truffatore che è sempre stato nel codice. Chi è che deve fare domande? A questo? Concludiamo con le domande così poi...
Mi conoscete, visto che si parla proprio di truffe, dicevo, stamattina mi è arrivato un avviso di pagamento per una multa non pagata con un numero da PagoPA, il PIN PagoPA, 300 qualcosa, se non paga entro 72 no, 72 ore sarà aumentata a 600 euro. Anche io ho mandato una comunicazione attraverso il link che ho ricevuto alla polizia postale, chiedendo anche chiarimenti, anche perché questa multa non è stata mai contestata. Questa mattina Ha mandato una pecca a noi? ho mandato una pecca a voi. Beh, adesso è chiaro che... Chi è che doveva parlare? Vieni, ormai... Dai, presentati. No, è una cosa che non è successa. Una volta mi è accaduto che mi è arrivato un SMS che a me arriva un SMS sui pagamenti della SIM da pagare e c'era un pagamento che avevo già fatto e quindi era uno scam. Dato che poi ho parlato con l'assistenza di Vedi, mi hanno detto che non erano stati loro e fortunatamente non ho perso nessun soldo in quel pagamento non vero. Oggi è stato molto furbo perché ha subito chiamato l'assistenza e quindi l'assistenza, essendo reale, anche tu no, le ha spiegato che l'SMS era falso, era un fake. Bravo. Vieni pure tu. Tipo una volta avevo chiamato, mi aveva accusato così e ho risposto, ho detto signora, non mangiate il suo curriculum al supermercato, semplicemente ho passato il telefono a mio padre ha detto qua mia figlia nel lavoro ci fa fatto un bacio. Ok, è una truffa che poi è andata in voga qualche mese fa, chiamavano parlando di questo curriculum, poi ovviamente non aveva dato faida. Ragazzi, allora siamo alla fine, vi siete comportati benissimo, non roviniamo tutto per gli ultimi 30 secondi. Ritengo che sia opportuno dire un grazie a chi ci ha dedicato la mattinata. Penso che sia stata un'occasione utile. Lei signora si farà promotrice nei confronti degli altri nonni spiegando quello che ha appreso oggi. Voglio dirvi solo una cosa, ricordatevi che non abbiamo fatto fantascienza oggi. Questa è la nostra quotidianità, ciò con cui ci confrontiamo tutti i giorni. Vedete, anche il professore mentre parlavamo ha ricevuto un messaggio. Se fossi stato io l'avrei pagato perché i verbali ne ho presi, può essere venuti uno meno. Allora, scherzi a parte, dicevo, grazie a chi ci ha dedicato questa mattina, alle forze dell'ordine, alla polizia, ai carabinieri, alla dottoressa Ursa, a Marco, al dottore Campisi. E lasciatemelo dire, un grazie anche a voi, perché vi siete comportati benissimo, siete stati attenti e di fatto non avete fatto altro che confermare ciò che ho sempre detto e sostenuto. Siete la nostra risorsa più importante. Grazie. Allora, un saluto fulmineo che do la
Il mio non è un saluto, semplicemente chiudiamo con il nostro Giancarlo Gambisi la giornata, che abbiamo già qualcosa di pronto rispetto a quello che abbiamo fatto inizialmente. Giancarlo, avvicinati, ti do la parola. Grazie a tutti, chiude lui e ci rivediamo, insomma, giusto? Forza Giancarlo. Adesso che vi aspettate come finale? L'esplosione! Vi guardavamo prima con l'assessore, vi guardavamo negli occhi. Siete bellissimi, siete stati attenti fino alla fine, coinvolti. Noi alla vostra età non eravamo così, eravamo peggio, quindi voi siete molto meglio di noi, bravi. Allora, vi hanno mostrato quali sono i rischi dell'intelligenza artificiale ed è la stessa cosa, vi ricordate la metafora del coltello di prima? Si possono fare cose anche molto utili. Infatti noi abbiamo preso a riferimento Michele con il gesto che ha inventato. Ve lo ricordate il gesto? Fatelo tutti così, in orizzontale. E noi l'abbiamo già creato qui e adesso lo mostreremo a tutti. Forse ce la facciamo, devi uscire, ce la facciamo. Eccolo qua, visto? Ok, allora concludiamo così, tutti col nostro gesto sul petto, in piedi, dovete solamente dire sì. Beatrice, siamo dispiaciutissimi che avevate l'ora d'arte e ve la siete mangiata così, però la professoressa capirà. Promettete di aiutare chi non conosce bene la tecnologia? Promettete di non cliccare mai e di aiutare i nonni a non cliccare su link sospetti o messaggi che chiedono dati personali? Promettete di spiegare con pazienza e affetto ai vostri nonni come stare al sicuro online? E infine, promettete di condividere solo ciò che è vero e utile e di non farvi ingannare dalle apparenze? E allora l'assessore adesso lo chiamiamo qui, vieni in centro, mettete di nuovo la mano qui, il gesto inventato da Michele e votato da tutti voi. Marco Vullo, è il compleanno di Michele, auguri Michele, poi ti canteremo la canzoncina, ma adesso abbiamo una cosa importante da fare. Il comune di Agrigento, nella persona dell'assessore Marco Vullo, vi nomina ufficialmente nipoti digitali.